Sono le 8 e dunque puntualissimi entriamo nelle vostre case per darvi il buongiorno, buongiorno Sicilia, il buongiorno da me, ma naturalmente anche da Lorena Dolci. Buongiorno anche da me, tra poco torneremo con la rassegna stampa e dare un'occhiata ai giornali nazionali e regionali. Allora, come sempre l'avete sentito da Lorena, grande attenzione a quello che i giornali pubblicano quest'oggi. Faremo questo ping pong tra ciò che vi proponiamo, vi abbiamo proposto con i nostri servizi, ma anche come queste notizie vengono poi ritrovate sui giornali. Cominciamo con una notizia che riguarda la regione, praticamente in fretta e furia c'è il via libera alla riforma della formazione professionale in Sicilia, perché l'ARS riesce a salvare 100 milioni dal PNRR. Dunque la riforma si può fare, ma ci sono delle polemiche importanti. Sentiamo. 100 milioni di euro di finanziamenti destinati alla formazione professionale dal PNRR sono salvi. La regione siciliana ha approvato sul filo di lana la riforma necessaria per accedere alle risorse. I termini sarebbero scaduti a mezzanotte di ieri. Con una vera e propria corsa contro il tempo, la legge proposta dall'assessore Turano è stata approvata nella mattinata in commissione, incardinata subito in aula e approvata ieri sera a Sala d'Ercole dopo una seduta durata circa 3 ore, non senza tensioni. Critiche dalle opposizioni che in aula si sono astenute per evitare la perdita dei fondi, ma che sottolineano l'approssimazione con la quale opera il governo, che sapeva da mesi della scadenza ma si è presentato con una legge scritta di corsa e approvata in zona Cesarini. Il via libera dell'ARS è avvenuto con 32 voti favorevoli e 22 astenuti. Si tratta di una leggina semplice che introduce modifiche alla norma approvata nel 2019, la legge 23, e prevede adesso che il sistema formativo regionale sia orientato a promuovere l'introduzione di sistemi premiali e meccanismi volti a incoraggiare un maggior coinvolgimento dei privati. Una semplice manifestazione di intenti, rispetto alla quale però scoppia la bufera fra gli enti della formazione professionale, secondo i quali la norma, scritta in fretta e furia e senza confronto, di fatto non cita mai gli enti e non riconosce loro alcun ruolo operativo o istituzionale, una grave omissione che equivale a cancellare con un tratto di penna l'intera architettura del sistema formativo siciliano. Per l'assessore Mimmo Turano però le preoccupazioni degli enti sono eccessive e la riforma è analoga a quella di tutte le altre regioni. Ecco, e di questo si parla certamente sui giornali. Lorena, in che modo? Sì, lo troviamo, leggiamo, andiamo a leggere sulla Gazzetta del Sud. C'è stato questo voto last minute che ha consentito appunto di evitare di non rispettare il termine, che avrebbe compromesso l'immagine della regione a livello nazionale, ma come anticipato nel nostro servizio il prezzo è stato stalatissimo per il governo. Gli enti storici del settore sono in rivolta per l'apertura alle aziende e l'opposizione chiederà il conto per aver chiuso un occhio su una procedura d'urgenza mai applicata prima a Sala d'Ercole. Che cosa è successo? La riforma voluta dall'Unione Europea e sponsorizzata dalla Lega leghista San Martino è stato decisivo per tessere questa tela. La procedura d'urgenza è forte di un solo articolo che introduce, e questo è il punto, una vera e propria rivoluzione. Formalmente si prevede di allargare il catalogo dell'offerta formativa a corsi che puntano su green economy, cioè l'economia verde, blue economy e innovazione tecnologica. In più però consente alle imprese di organizzare e gestire queste lezioni dirottando a loro i fondi, e questa è appunto la rivoluzione contro cui gli enti hanno provato tutto il giorno a bloccare il voto, almeno per modificare il testo della riforma. E dicono gli enti finora accreditati, riforma che non cita mai gli enti di formazione, non riconosce loro alcun ruolo operativo o istituzionale, una grave omissione che equivale a cancellare l'intera architettura del sistema formativo siciliano costituito da centinaia di enti accreditati che da decenni operano sul territorio. Quindi da ora in poi, diciamo, la palla passa non soltanto a questi enti di formazione ma anche alle aziende. Allora, noi adesso invece ci occupiamo di quello che è diventato passo dopo passo un caso che certamente offrirà dei risvolti. Andiamo a Messina, Fondo Saccà, si ritrova morto un uomo, si pensava a un suicidio, lentamente invece i risvolti hanno portato a delle ipotesi molto diverse. C'è un vicino di casa fermato, accusato di omicidio, ma c'è anche un altro indagato. Sentiamo.
Un suicidio inscenato, quello del 73enne Mario Molinaro, trovato senza vita sabato scorso in una delle casette di Fondo Sacca a Messina. Almeno questa è l'ipotesi a cui sono arrivati gli investigatori dopo 2 giorni di indagini e interrogatori. Per la morte dell'uomo c'è un fermato, un vicino di casa, con l'accusa già formalizzata di omicidio, e c'è anche un altro indagato. Per lui c'è l'ipotesi del favoreggiamento. Il 73enne è stato trovato morto a quanto pare con una pompa in gomma avvolta più volte intorno al collo, e i sopralluoghi della polizia scientifica hanno fornito un quadro che alla PM Giorgia Spiri è parso sufficiente per delineare le responsabilità di 2 vicini di casa di Molinaro, entrambi iscritti nel registro degli indagati. Si tratta del 63enne catanese Maurizio Gravagna, l'uomo che nella giornata di sabato è stato sottoposto a un lungo interrogatorio in questura, e un altro indagato, il 76enne catanese Mario Refice, per favoreggiamento, ma per quest'ultimo però non è stato emesso al momento un provvedimento di fermo. Saranno le prossime ore ed ulteriori indagini ed interrogatori a chiarire il momento dell'omicidio, forse un giro di piccoli prestiti tra i residenti, ipotizzano gli inquirenti. Le case di Fondo Sacca, un tempo baraccopoli, da anni vedono un piano di rigenerazione urbana con progetti pilota di recupero per soggetti che hanno avuto problemi con la giustizia o soffrono di disturbi mentali e sono in cura. Ecco, noi li chiamiamo gialli, insomma qua c'è da comprendere perché è accaduto tutto questo. Lorena, se ne parla? Sì, anche se gli inquirenti parlano di svolte in questa indagine su questa morte che appunto all'inizio sembrava un omicidio. Lo leggiamo sulle pagine di Messina del quotidiano La Sicilia. Anziano morto, a Fondo Sacca è stato fermato appunto un vicino di casa. L'uomo presentava una pompa di gomma avvolta più volte attorno al collo. Dopo sopralluoghi e accertamenti, il quadro indiziario è stato abbastanza chiaro, tanto che, come vi abbiamo appena detto, ci sono 2 indagati, uno è stato di fermo, sono 2 catanesi, e sono state convocate tutte le parti per conferire l'incarico per l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione non solo le cause del decesso ma anche i tempi della morte. In un primo momento era stata considerata la pista del suicidio, perché a quanto pare questi 2 avevano inscenato questa forma, rapidamente smentita dagli approfondimenti della Mobili, che hanno sentito vicini di casa e familiari della vittima, raccogliendo elementi ritenuti incompatibili con un gesto autolesivo e coerenti invece con un intervento di terzi. Quindi sicuramente si propende ormai verso la pista dell'omicidio. Allora, c'è un'ultima notizia. Ringraziamo naturalmente la nostra redazione al lavoro anche per farci raccontare tutto ciò che avviene proprio in queste ore. La polizia di Siracusa ha arrestato infatti un 46enne per detenzione di una mitragliatrice Scorpion e di una pistola modificata. Durante una perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato e sequestrato le 2 armi, 2 silenziatori e del munizionamento all'interno di una nicchia ricavata nel muro dell'immobile che si trova nella zona balneare di Siracusa. Ecco, state appunto vedendo come sono arrivati a questa scoperta. In casa poi l'uomo nascondeva anche un modesto quantitativo di droga, di marijuana. Adesso andiamo a quello che è stato definito un ennesimo scandalo. Andiamo all'ASP di Palermo. Sono stati concessi i domiciliari alle 2 figure di questa inchiesta, Lupo e Cerrito. Hanno ammesso dei regali ma hanno negato che si possano definire delle tangenti. Sentiamo. Sono stati convalidati gli arresti in flagranza di Mario Lupo e Francesco Cerrito, rispettivamente commercialista rappresentante delle associazioni di assistenza Samot e Adi24 e dirigente dell'ASP di Palermo. Ad entrambi però, contrariamente alla richiesta dei pubblici ministeri, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Questo perché Lupo si è immediatamente dimesso da ogni incarico nelle 2 società ed entrambi hanno ammesso i regali contestati. Lupo e Cerrito sono stati arrestati mentre il commercialista consegnava al funzionario dell'ASP una bomboniera all'interno della quale c'erano nascosti 2.000 euro in contanti. Lo stesso Lupo ha ammesso di aver fatto regali in denaro per 5 o 6 volte per ringraziare Cerrito per la puntualità dei pagamenti. Cerrito a sua volta ha ammesso i regali, ma negando che si tratti di tangenti e sostenendo che tutti i mandati di pagamento sono regolari. Per Cerrito le regalie sono legittime anche in base al regolamento dell'azienda sanitaria, che ammette appunto i regali in occasione di feste e ricorrenze, ma i regali stessi ammessi sono di piccola entità e mai in contanti. Per l'accusa invece non solo le tangenti vanno ben
inoltre i regali ammessi, ma ci sarebbe la prova di un patto corruttivo. Lupo e Cerrito sono seguiti e intercettati da un anno dalla squadra mobile di Palermo, che è in possesso di telefonate nelle quali il funzionario avverte di controlli in arrivo o irregolarità riscontrate da sanare prima della contestazione. Ma fra ammissioni e dimissioni per il GIP sono comunque venute meno le esigenze di custodia cautelare in carcere. Allora Lorena, c'è il nodo delle piccole cifre, no? Sì, il nodo delle piccole cifre che però sono tante, questi scambi sono tanti e ce lo confermano anche le intercettazioni che rende noto Repubblica. Molto colorate. Qualche volta il presidente della Samot diceva al dirigente dell'ASP: ti ho portato le pillole, oppure i biglietti del cinema. Altre volte non usava mezzi termini e parlava chiaramente di piccioli. Insomma, è una sorta di manuale del perfetto tangentista nelle intercettazioni fatte dalla squadra mobile nell'inchiesta sulle mazzette all'ASP per il pagamento delle prestazioni destinate ai malati terminali. E questo sfondo, cioè che la Onlus era dedicata ai malati terminali, rende tutto molto più sgradevole. L'indagine si è chiusa a tempo record, ma vediamo l'ultima mazzetta, questa è quella più nota, era dentro una bomboniera. Pesanti le considerazioni anche su Cerrito, la posizione di vertice all'interno dell'ASP gli consente di interferire con i flussi documentali. E poi andiamo avanti, come si chiamavano? Nel febbraio scorso c'era anche un poliziotto poco distante che appunto intercettava questo incontro e che ha registrato ogni parola. Il problema è che tu conteggi 2 volte, dice Cerrito. A te beccano, mica a me, risponde l'altro in maniera spiritosa. Si salutarono con un bacio. Il presidente della società chiamava il dirigente ASP fratello e si diedero appuntamento per il sabato successivo. Ti devo dare i piccioli, sussurrò Lupo, e Cerrito non solo insabbiò quella doppia fatturazione, ma promise pure che avrebbe avviato un'indagine per capire chi aveva scoperto quel buco. Ultima nota di colore: il presidente della Samot e il dirigente dell'ASP erano così tranquilli che il primo canticchiava quando lo chiamava per annunciare la nuova tangente: dimmi quando tu verrai. Ecco, va bene, insomma, una nota finale che richiama una canzone. Noi adesso andiamo al calcio, perché ieri c'erano grandi aspettative, lo aveva detto Inzaghi che certamente sarebbe stata una partita tra virgolette perfetta, aspettative penso deluse almeno per quanto riguarda il risultato. Palermo-Venezia si è chiusa 0-0. Sentiamo. 0-0 e al Palermo è andata anche bene. Al Barbera finisce in parità il big match contro il Venezia, che però ha dimostrato di avere più elettricità rispetto ai rosanero afflosciati e senza idee. I lagunari non sono riusciti a far lievitare il gioco in gol, soprattutto nella ripresa, quando il Palermo è totalmente uscito di scena concedendo il palcoscenico alla squadra di Stroppa. Poi Ampalo, il grande ex, non ha praticamente mai avuto un'occasione, isolato e senza supporto da parte dei compagni. E dire che la prima vera occasione del match la firma Segre, con questa bella conclusione che però viene intuita da Stankovic. Sembra il preludio ad una serata di stelle e gol, ma non è così. Il Palermo inizia a stentare, il Venezia invece spinge sull'acceleratore fino a dominare la scena e a tenere al guinzaglio il Palermo. I ritmi non sono altissimi, le due squadre provano a trovare il corridoio giusto, ma le due difese non corrono rischi. Ripresa, Palermo che appare stanco e contratto, la banda di Stroppa ha in mano la bacchetta e dirige il concerto. I cambi, Leduaron e Gomez dentro, non fanno svoltare i siciliani. Il Venezia non sbaglia una palla e tesse gioco. La squadra veneta ci prova diverse volte, ma non riesce a partorire occasioni nitide. Il Palermo regge come può, anche dinanzi agli attacchi di due funamboli come Busio e Yeboah. Ceccaroni nel finale viene espulso per doppio giallo. Il Palermo ringrazia il cronometro e può sorridere per un pari che quantomeno permette di mantenere l'imbattibilità in campionato e far fare un altro passo in avanti in classifica. Da registrare però una netta flessione nelle ultime due partite. Il Palermo probabilmente sta pagando anche l'assenza di un giocatore fondamentale come Ranocchia, perno del centrocampo. È il Palermo che dice grazie al cronometro, insomma è tutto dire. Lorena. Andiamo a leggerlo su Repubblica. Palermo e Venezia, un tempo per uno, pari nella supersfida.
Finisce 0-0, una gara equilibrata con i rosa meglio nella prima parte, i lagunari nella seconda, espulso Ceccaroni, due allenatori che hanno vinto l'ultima Serie B davanti a 32.000 persone sugli spalti, finiscono per annullarsi. Un po' questa la lettura, e così tra il Palermo di Inzaghi e il Venezia di Stroppa finisce con il più classico degli 0-0. Allora, restiamo su Lorena, restiamo sui giornali con questa nostra prima parte che normalmente è dedicata ai quotidiani regionali che parlano appunto della nostra isola. Lorena. Allora, andiamo a vedere intanto le prime pagine. Qua siamo sulla prima pagina del quotidiano di Catania alla Sicilia, apertura sulla protesta a Palermo, crisi mai vista, l'ira dei pescatori fuori dal palazzo ma anche dentro. E poi ci racconta un paradosso tutto catanese, dalla confisca al fallimento sotto la gestione dello Stato. Le altre notizie sono nazionali, quindi andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica dedicata alla città di Palermo. Il comune si muove in ritardo, slitta l'assunzione dei vigili. Il Consiglio approva nell'ultimo giorno utile il rendiconto necessario per chiamare gli agenti. Ieri insomma tutta una corsa last minute per approvare delle riforme. Per potenziare il personale e rispondere all'allarme sicurezza ora serve il bilancio consolidato. E poi buone notizie per gli ex Almaviva, finanziato il call center sanitario, via al piano per gli ex dipendenti, lo vedremo poi nel dettaglio. C'è una notizia di cronaca che ci fa tornare sulla rissa a Sferracavallo, dubbi sulla versione della ragazza ferita, che ricordate era una ragazza incinta. Un licenziato e 600 multe, stangata ai furbetti della RAP. L'ultimo licenziamento è scattato per uso fraudolento del cartellino, invece di presentarsi sul posto di lavoro agli orari stabiliti dal contratto chiedeva a un collega di timbrare al suo posto. Soltanto quest'anno sono 586 per un totale di 603 multe corrispondenti a decurtazioni dello stipendio e a 39 giorni di sospensione. Vediamo se basterà a far sì che questi dipendenti facciano il loro lavoro. Gazzetta del Sud. Anche qua in primo piano alta tensione all'Ars, voto last minute per salvare la formazione. Poi Messina ricorda le 37 vittime di 16 anni fa, ricordate l'alluvione del 1° ottobre 2009 a Giampilieri, un modello da esportare. E poi la tragedia sul lavoro a Messina con l'elettricista morto a 61 anni. Andiamo adesso all'interno, torniamo sulla vicenda delle mazzette, questa volta la leggiamo però sulla Sicilia. Ti ho portato un pensiero, dicevano fra loro i due funzionari che si scambiavano mazzette e favori tra le risate. E questo l'abbiamo visto. Non c'era solo uno scambio economico, aggiunge la Sicilia, il funzionario dell'ASP dava anche il vantaggio al lupo di sapere in anticipo quando sarebbe arrivato il controllo dei NAS. Dici di stare a cura che per ora stanno mandando i NAS a controllare i depositi. E poi c'è un'altra cosa inquietante che riguarda provette scadute e trasfusioni. Lo scambio avviene dentro la macchina, capisti, spiegava Cerrito alla moglie, sono ancora delle intercettazioni che risalgono al 10 febbraio scorso e si apprende che c'erano state delle contestazioni con alcune ditte convenzionarie perché erano state scoperte 2 provette scadute. E quindi avevano usato delle emotrasfusioni con provette scadute. Lei uscì con gli occhi di fuori, queste mi hanno messo con le spalle al muro, e Cerrito poco dopo si mostra preoccupato perché le provette scadute originariamente erano state consegnate dalla Adis Carle, che è appunto l'azienda del socio, per così dire, in affari. In taglio basso, sempre sulla Sicilia, siamo agli interrogatori sulla rissa di Sferracavallo. Ci sono degli indagati per la sparatoria che ha seminato il panico, 10 colpi di pistola sparati quasi a casaccio, che solo per una quasi fortunata coincidenza non hanno provocato vittime e non hanno avuto conseguenze più gravi. I feriti sono stati 3, tra cui una giovane ragazza incinta che non era coinvolta direttamente nella baraonda ma stava semplicemente tornando a
casa e si è presa una pallottola di striscio alla schiena. Alcune case, immaginate, hanno aperto le porte per consentire a quanti fuggivano di trovare un riparo dai colpi, così non ha fatto invece la Chiesa, l'abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, probabilmente perché non volevano far entrare i responsabili, si è difeso il parroco. Tra poco, dice la Sicilia, potrebbero esserci gli interrogatori dei primi sospetti e poi in caso anche dei fermi. Cosa è successo? Che un lavoratore dell'attività avrebbe impugnato un coltello e poi sarebbe partito il raid punitivo. Andiamo avanti, siamo qua ancora alle mazzette, ma volevo leggere questa notizia di un sedicenne, un quindicenne morto travolto da uno scooter, e poi il piano per i centralinisti, gli ex Almaviva, via al piano sia i fondi stanziati tramite il Ministero della Sanità, 25 milioni per i call center dei numeri 116 e 117, necessaria una corsia preferenziale per i lavoratori rimasti fuori dalla cassa integrazione. Parliamo dei lavoratori che durante il Covid rispondevano alle chiamate e che adesso verranno utilizzati, si spera al più presto, in questi numeri di emergenza. Comune, slitta ancora l'assunzione dei vigili via libera rendiconto, ma si deve attendere il bilancio consolidato per immettere i nuovi caschi bianchi selezionati in Sicilia e a Taranto, in missioni, diciamo, potenziamento dell'organico, che naturalmente sono molto utili per anche gestire per esempio la movida in città. Un licenziamento e 600 multe, l'abbiamo letto anche nelle prime pagine, contro i furbetti della RAP. C'è chi non si presenta al turno domenicale creando un disservizio, chi si assenta per giustificarne le ragioni. L'ultimo licenziamento è scattato, l'abbiamo detto, per uso fraudolento del cartellino, chiedeva al collega di timbrare al suo posto. Soltanto quest'anno 506 multe. C'è un monitoraggio sulla qualità del servizio, la maggioranza dei lavoratori fa il proprio dovere, c'è anche nuova linfa che arriva dai recenti ingressi, tutti operatori giovanissimi. E poi favori e posti di lavoro, le mani dei Genova sulla spiaggia di Mondello, che quest'estate è stata davvero sotto i riflettori, dal fratello del capomafia ad altri familiari assunti alla italo-belga. Tanti anni fa il pentito Spataro disse: il clan ha referenti diretti, e in questo caso si parlava anche della richiesta di certificazione antimafia. C'è poi l'ultimo incidente sul lavoro a Messina, i sindacati chiedono fermate la mattanza, sarà eseguita all'inizio della prossima settimana l'autopsia su Raimondo Mamoni, imprenditore di 61 anni, travolto da un mezzo pesante mentre era impegnato in opere di ammodernamento tecnologico in una ditta. Una statistica che va ad aumentare quella già grave della Sicilia, che conta dall'inizio dell'anno ben 52 morti sul lavoro. Ci fermiamo qui, a te di nuovo la linea. Ci fermiamo per il momento, andiamo a guardare la città di Catania, in particolare in alcuni punti nodali con le nostre telecamere. Subito quella che ci mostra la via Vincenzo Giuffrida. Devo dire non c'è una congestione particolare in entrata e in uscita, è come sempre insomma una via trafficata, però non vediamo file particolari. Ci spostiamo in un altro punto della città, eccolo qua, il viale Odorico da Pordenone, siamo in prossimità dell'ex Tondo Gioeni e come vedete insomma a tratti ci sono delle file, delle code, ma questo è un orario assolutamente particolare per quanto riguarda appunto il traffico, non moltissimo dobbiamo dire, ci aspettavamo anche di peggio a quest'ora, e dunque insomma se si deve evitare, se si può evitare questa arteria, insomma è consigliabile fare altre strade soprattutto a quest'ora. Dove andiamo adesso? Noi andiamo a vedere l'Etna, che però io vorrei fare commentare a Lorena, perché so sempre che Lorena ha un amore particolare per il vulcano. Un amore condiviso da tanti catanesi, è sempre una bellissima immagine da ammirare anche da qua. Certo sarebbe bello essere in vetta in questi giorni, sì. Tra l'altro vediamo che è molto pulita anche se c'è un po' di grigio sopra.
Questi giorni si è tranquillizzata, devo dire, non ci sta dando spettacolo, ma sicuramente non passerà molto per il prossimo, come ci sapranno dire bene gli operatori degli NGV che monitorano 24 ore su 24 il nostro vulcano. Ecco, ce n'è un'altra immagine, questa sembra una cartolina, Lorena, invece è proprio un'immagine in tempo reale con l'Etna vista da Taormina. E lo spettacolo resta sempre imperante, cioè il vulcano resta forse lo spettacolo principale, seppure in un luogo incantato come questo. Certo, perché qui c'è il golfo di Taormina, c'è questo bellissimo borgo e poi naturalmente il vulcano che fa da sfondo. Allora, noi ci fermiamo per una pausa davvero brevissima, torniamo con Lorena per la lettura dei quotidiani nazionali. Torniamo tra poco. Tornati in studio a Buongiorno Sicilia, pronti per ascoltare Lorena Dolci con la lettura dei quotidiani nazionali. Grazie Roberta, prima di dare un'occhiata ai giornali locali voglio leggere l'apertura della Sicilia Web nella nuova versione online disponibile da qualche giorno. Cade dal secondo piano nel catanese, morta 57enne. Ieri avevamo detto che era gravissima, era ricoverata questa donna nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Alcune ore dopo il ricovero una donna che era precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina di Mascali. È un incidente domestico perché pare che la donna sia caduta dopo aver perso l'equilibrio mentre era su una classica scala forbice per pulire i vetri dell'abitazione. È stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, era in codice rosso, purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. E torniamo adesso alle prime pagine appunto dei giornali dedicate quasi tutte le aperture da una parte al piano proposto, potremmo dire imposto ad Hamas per giungere ad una pace nei territori di Gaza, e poi alla notte di grande attesa, di apprensione per la flottiglia che sta navigando ormai sola, senza più protezione delle navi militari italiane, perché come sapete è entrata ormai nelle acque di Gaza. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera. Gaza, pressione su Hamas, Stato palestinese, no di Netanyahu, il presidente USA e i generali dice di essere pronti al conflitto, poi evoca il nucleare, mentre la Marina israeliana ha annunciato di ormai voler puntare la flottiglia. La Premier chiede invece agli attivisti di fermarsi. E qui vediamo invece, cambiando totalmente argomento, una fotonotizia su Sgarbi, ritornato in aula dopo evidentemente la sua ricovero per depressione. Sono stato in pericolo di vita, dice, ma non ho avuto paura, non desideravo più nulla, mi ha salvato Sabrina e ora la sposo. Un altro colpo di scena di Vittorio Sgarbi. Ma veniamo alle questioni appunto internazionali. Repubblica, la flottiglia sotto attacco, la spedizione verso Gaza è appunto senza scorta nelle acque a rischio, si muove la marina israeliana, sembrava quasi che il contatto dovesse esserci nella notte, ma così non è stato, sarà però questione di ore. Hamas è riunito con Qatar e Turchia per la risposta a Trump che minaccia intesa o inferno. Meloni dice, sempre accusando gli attivisti, fanno saltare la pace, la sinistra non ascolta il Colle. E poi vedete la veemenza di Exet, lo show lo chiama il Corriere della Sera, che si rivolge e dice ai generali: prepariamoci alla guerra. La Stampa ci dà invece conto di quello che sta succedendo in Israele, dove c'è il no della destra israeliana, dei falchi del governo Netanyahu. I coloni e i ministri estremisti a Netanyahu dicono accordo inaccettabile, mentre da parte di Trump arriva l'ultimatum ad Hamas con queste condizioni: sì o sarà l'inferno. E poi vediamo qui invece in centro Sgarbo cardinale. Cosa è successo? Ci sono stati i funerali della diva italiana, ai funerali a cui non si è presentato nessun esponente del governo italiano. Vediamo ancora la prima pagina del Fatto Quotidiano. Flottiglia ora X, Israele pronto agli arresti. Diciamo il piano dovrebbe essere quello di fermare tutte le circa 40 navi di questa flottiglia a cui partecipano attivisti di 40 paesi, non sono soltanto italiani, e di metterli agli arresti. Ma andiamo adesso nel dettaglio. L'ultimatum ad Hamas. Trump dice o dicono sì o sarà l'inferno.
all'interno. I paesi del Golfo fanno pressing sulle milizie di Hamas, stanno per accettare, dicono, la destra israeliana preme su governo ed esercito, non ritiri le truppe da Gaza. E sentiamo le opinioni ad esempio di Papa Leone XIV. La proposta è realista e importante, sia il cessate il fuoco che il rilascio degli ostaggi. Netanyahu dice: una cosa è stata chiarita, ci opporremo ad uno Stato palestinese. Il segretario dell'ONU Antonio Guterres invece commenta: è fondamentale che tutte le parti accettino e attuino il piano per Gaza, mentre l'esponente di Hamas Taher al-Nonu dice: siamo seri sul rilascio degli ostaggi come parte di un accordo sulla fine della guerra. Paesi arabi in pressione su negoziatori di Hamas, accettate l'accordo, c'è una riunione fiume a Doha, ma pesa la bozza del piano cambiata sotto banco su spinta israeliana, possibile il via libera con modifiche. Intanto a Gaza si continua a morire. Ieri sera l'IDF, l'esercito israeliano, ha colpito una caffetteria, mentre a Tel Aviv, lo vediamo in questa foto, manifestanti in piazza contro la guerra. Ci sono tante anime in Israele. Sul scenario internazionale Mosca, Pechino e i leader dell'Unione Europea spingono per l'approvazione e l'accettazione di questo piano, è la strada per la pace, dicono. Mentre invece, questa è un'altra opinione, così si ritorna al passato, è un progetto dal sapore coloniale, la gestione della striscia ricorda i mandati britannici degli anni '20. Ma veniamo adesso alla situazione della flottiglia, anche se la situazione è in continuo divenire. Flottiglia in zona rossa, l'ADF annuncia: vi arrestiamo, la nave Alpino si ferma. Il blocco dell'esercito di Israele per le barche in acque internazionali, gli equipaggi, è già stato annunciato, destinati al carcere di Keziot prima delle espulsioni. C'è l'intervista ad uno dei deputati che si trovano a bordo della flottiglia, un deputato italiano: non ci siamo messi in pericolo, la missione ha evidenziato le indegne flottole di Israele, è normale avere paura, non faremo colpi di testa, anche perché, come vi abbiamo raccontato, tutti gli equipaggi sono stati sottoposti ad una sorta di training proprio per non reagire in caso di attacco da parte di Israele. Ma c'è uno scambio di accuse anche in queste ore di polemiche. La flottiglia verso Gaza, dicono gli attivisti, l'Italia vuole sabotarci. La Marina pronta a bloccarli, i manifestanti dicono diritto internazionale in pericolo. Perché vuole bloccarci? Perché la Meloni ha più volte detto: fermatevi, così bloccate il piano di pace. D'altra parte c'è questo appello alle piazze: le piazze si mobilitino, i cittadini reagiscono, attivisti contro la Premier. E vi leggo anche un'altra sfaccettatura di questa vicenda che ci dà il giornale, e che sono delle indiscrezioni, dei documenti resi noti dall'AIDF. Chiaramente è una fonte istituzionale ma di parte, perché che cosa dicono queste carte? Che Hamas finanzia la flottiglia. Naturalmente tutto questo da verificare, perché quando c'è la guerra c'è anche la propaganda. In tutto questo, come se non bastasse questo scenario di guerra, il capo del Pentagono, Hegseth, avverte i generali: prepariamoci alla guerra. Gli Stati Uniti sono invasi dall'interno, è un conflitto domestico. Qual è questa guerra interna? Quella contro la cosiddetta cultura woke, quella di sinistra, dei liberali, dei progressisti americani. Così la sintetizza il capo del Pentagono: basta capelli e barbe lunghe, se una donna non ce la fa, cambi lavoro. Insomma, proprio un ritorno alla tradizione. Siamo sulla Stampa, il concetto l'avete capito, la reazione ad esempio da parte del Papa che dice parole preoccupanti. Il presidente USA ai vertici militari in Virginia: basta con la cultura woke, appunto la cultura di sinistra, ci addestreremo nelle città, il nucleare termine da non pronunciare. E mette il carico anche Donald Trump che dice: renderemo il nostro esercito più forte, duro, veloce e potente che mai, l'arsenale degli Stati Uniti è pronto. E c'è poco da stare tranquilli.
Andiamo avanti, vertice UE e NATO, sì al muro antidroni, ma è scontro sull'uso degli asset russi, perché non dimentichiamo che c'è sempre la guerra in Ucraina e queste tensioni continue al confine che stanno coinvolgendo anche gli altri paesi dell'area oltre all'Ucraina, come Finlandia e Baltici, che chiedono sovvenzioni per blindare i confini, dicono come si è fatto con il Covid. Possiamo replicare. Chiudiamo lo sguardo sulla scena internazionale e torniamo in Italia. C'è questo terribile fatto di cronaca: massacra la moglie e scappa in auto con i figli, uno è morto, il sedicenne, l'altra è grave. Orrore a Paupisi nelle Sagne, un agricoltore 58enne ha ucciso la moglie con una pietra. Ma che cosa c'è dietro? L'uomo evidentemente era depresso, aveva seri disturbi mentali, c'erano state varie liti, hanno denunciato gli abitanti del paese, ma nessuna denuncia, lei lo aiutava sempre. Qua si dice nulla poteva lasciare la tragedia, i servizi sociali non sono mai intervenuti. Sgarbo cardinale l'abbiamo detto, c'è stata il debacle della sinistra nelle Marche e adesso la destra in Calabria scommette sul 2-0, a sinistra so sfigati, dice la Meloni. E poi i travagli del campo largo, l'ultima nota, poi torno da te Roberta, sì alla vendita di San Siro, ma è caos nelle coalizioni, la Russa dice Fratelli d'Italia ha sbagliato, il Presidente del Senato boccia l'aiuto azzurro, insomma è una bocciatura un po' bipartisan rispetto a questa vendita dello stadio più rappresentativo di Milano. A te Roberta. Allora, grazie Lorena, noi ci fermiamo solo per un attimo e poi andremo al un nostro collegamento, oggi ne avremo due, ve lo anticipo, prima Catania, ci sarà un collegamento con Messina, ma il collegamento con Catania è imminente, andremo al porto perché ci sono delle belle novità da farvi vedere. A tra poco. Buongiorno Sicilia, abbiamo letto i giornali grazie a Lorena Dolci e adesso ve l'avevo preannunciato il nostro primo collegamento. Ci porta in un luogo catanese molto, molto amato e che con grande gioia immagino della Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, sta cominciando ad avere un volto che lui già vedeva qualche anno fa, perché io me lo ricordo. Lui affacciato dal suo luogo direzionale guardava il porto di Catania e diceva già vedo tutta una serie di migliorie per questo luogo meraviglioso, immagino sia così e dunque mi collego con Edoardo Sergi che ha con sé Francesco Di Sarcina, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale. Buongiorno. Buongiorno a te Roberta, hai detto bene tutto tu, noi siamo proprio qua al porto perché ci sono i lavori, come vedete alle nostre spalle c'è anche c'è una nave da crociera, però vogliamo capire quello che c'è e quello che sarà appunto col Presidente, perché ci sono dei lavori in corso, però sappiamo che intanto partiamo da quello che è stato. A luglio è stato inaugurato questo Molo 25, questa terza banchina appunto per le navi da crociera e poi capiamo anche cosa succederà diciamo, in questi anni di lavori. Partiamo da quello che c'è, Presidente. Quello che c'è è una banchina storicamente dedicata alle crociere che sta lavorando, come vedete c'è una nave di grande dimensione, abbiamo avuto, se ricordate quest'estate, un problema con delle bitte, le abbiamo quindi sistemate, riparate, abbiamo salvato la stagione, dopodiché stiamo lavorando sulla diga foranea e stanno andando avanti i lavori di consolidamento del molo e alle spalle della diga foranea dal lato interno c'è la famosa banchina 25 che dalla prossima stagione noi ci auguriamo possa essere utilizzata appunto per le attività crocieristiche insieme a questa qua. Dico dalla prossima stagione perché occorre che le compagnie di navigazione fidelizzino questo concetto, quindi non è che il giorno dopo che si ripara una banchina può essere immediatamente utilizzata, perché è un problema di rotte e di destinazioni che erano ormai state diciamo definite. Dopodiché, siccome il nostro obiettivo, dichiarato sin dal primo giorno del mio arrivo, è quello progressivamente di andare verso l'apertura del porto alla città in maniera ordinata, coordinata e di buonsenso, senza far sacrificare gli aspetti commerciali del porto, lo stiamo facendo, tant'è che già in questa zona ora diciamo, i semirimorchi, i tir sono molto di meno, sempre di meno saranno in futuro e quindi man mano che si allontanano i tir in un'altra zona del porto, qui possiamo iniziare a fare tutta una serie di lavori, tant'è che stiamo investendo e abbiamo appaltato
diversi cantieri che oltre a quelli della diga foranea riguardano questi arredi urbani che vedete alle mie spalle. Stiamo facendo delle demolizioni, davanti alla cabina di porto abbiamo aperto un altro cantiere, verrà una fontana, verranno dei giochi d'acqua e poi a breve inizieremo la costruzione del varco a sud del porto con quella grande area di 10.000 metri quadrati aperta alla città che diventerà sostanzialmente un grande parco per la città. Presidente, la notizia di questi giorni sono i silos che verranno tolti, 26 silos per restituire anche uno skyline alla città di Catania. Fa parte questo, diciamo, del progetto che ha lei in mente per il porto? Allora, la questione dei silos è un po' diversa, nel senso che è stata lanciata questa notizia, io avrei aspettato un attimino, però in ogni caso diciamo, il principio che ci sta muovendo insieme al concessionario è che è arrivato un momento in cui quei silos avrebbero avuto bisogno di tantissimo denaro per essere ristrutturati. E questo denaro ovviamente l'avrebbe dovuto spendere il concessionario. Di fronte a un impegno economico forte il concessionario ci ha chiesto un impegno di tempo molto alto che cozzava contro i programmi futuri di sviluppo e di cambiamento del volto di questo porto, quindi abbiamo congiuntamente deciso di separare le strade in modo tale che i silos saranno sì demoliti, ritengo dall'anno prossimo in poi, ora esattamente stiamo facendo la conferenza dei servizi, vedremo quando avremo tutti i pareri e se avremo tutti i pareri vedremo insomma di coordinare poi l'inizio dei lavori. Naturalmente questo non inciderà sull'attività commerciale perché le navi che portano il grano continueranno a portare il grano perché il silos serviva solo a stoccarle in porto, saranno stoccate fuori. Il vantaggio di questa operazione sarà prettamente commerciale, intanto vabbè di vista perché chiaramente la vista migliorerà nettamente perché dalla città si vedrà di più il mare. Però comunque lì è una zona commerciale del porto, non è una zona aperta, continuerà a essere tale, però diciamo, noi recupereremo una banchina, quindi questo dal punto di vista dell'imprenditoria portuale è sicuramente un grande vantaggio. E a proposito di restituire un po' il porto ai catanesi, parliamo appunto del piano regolatore portuale che deve ancora essere approvato, cosa manca? Allora, noi abbiamo ancora alcuni pareri che vanno sistemati, per i quali si sono registrati dei piccoli passi avanti nelle settimane scorse, abbiamo superato alcuni passaggi presso la regione siciliana e a questo punto diciamo, io avevo pronosticato che avremmo concluso avremmo potuto tentare di andare all'approvazione fatidica di questo piano per la fine dell'anno e siamo in linea, speriamo di potercela fare. Naturalmente ora veramente non dipende da noi, nel senso che io non ho proprio nulla da fare che non attendere gli esiti di alcuni riscontri che la legge prevede e che si stanno facendo. Roberta, il Presidente di Sarcina ti sente se hai domande da studio. Sì, no, io pensavo, Presidente, la saluto ancora una volta, pensavo anche alla sua grande attenzione al tema della sicurezza, no? All'interno del porto, il suo desiderio della separazione, no? Ricordo molto bene tra quello che era il traffico delle persone in arrivo dalle navi da crociera, no? Navi da diporto, che molto spesso arrivavano in una zona dove c'erano i tir, dove c'erano, no? C'era una situazione un po' particolarmente pericolosa e di promiscuità. C'è anche l'attenzione alla sicurezza ovviamente che lei tiene in primo piano. Roberta, forse il Presidente non ti sente, quindi riferisco io la domanda. Parliamo di sicurezza, sappiamo che le navi da crociera e i tir, come diceva lei, appunto fanno parte del porto, ma l'obiettivo proprio è forse separare, quindi restituire ai cittadini quello che è il porto di Catania e separare dalla parte appunto industriale dove passano i tir. Quindi sulla sicurezza cosa state facendo? È quello che ho detto prima, cioè i tir li stiamo spostando in quella parte del porto sempre di più, ora li vedete, una volta qua era pieno, ricordo quando sono arrivato c'era un delirio. Ora ci sono soltanto in determinati momenti, sempre di meno sarà e diciamo da qui a un paio di anni non ci saranno completamente più, per cui a questo punto qua ci saranno soltanto autovetture, pullman dei croceristi e persone a piedi e quindi si potrà sviluppare quell'attività di connessione con la città che tutti quanti diciamo, i catanesi auspicavano e che pian piano stiamo ponendo le condizioni perché queste cose appunto avvengano, no? Attraverso anche un miglioramento del tessuto, perché è chiaro che per esempio tutti questi lavori che vedete alle spalle che sono quasi completi, fra poco li apriremo, altri che ne stanno iniziando di là, altri che stanno facendo dall'altro lato, fanno parte di un insieme di attività e di progetti che noi intendiamo fare per rendere il porto bello, perché quello che io ho sempre detto è che non è che basta aprire il cancello come le mandrie, entrano i bufali dentro, non è questo il punto è trovare il porto pronto per
affinché la gente lo possa godere in bellezza, quindi la passeggiata sulla diga sarà pronta e sarà bella, qui sarà migliorato, dall'altro lato sarà migliorato, si favorirà l'apertura magari di esercizi e di locali che possano attrarre anche la gente, perché senza i locali uno poi alla fine viene una volta, viene 2 volte, viene 3 volte, poi insomma non sistemeremo i pescatori per bene, ci tengo tantissimo. I pescatori sono una categoria spesso un po' bistrattata nei porti commerciali. Io ho avuto tanto dialogo con loro, ho trovato anche delle contrapposizioni, ma ho trovato anche tanta disponibilità al dialogo con me. Io sto lavorando a un progetto per metterli definitivamente in ordine tutti quanti. Abbiamo anche partecipato a un bando regionale per avere dei finanziamenti, ci auguriamo di poterlo anche vincere, so che ci sono tante domande, quindi è una competizione dura, però insomma abbiamo delle risorse, altre speriamo che arrivino appunto da questo bando per fare un progetto di riorganizzazione del comparto pesca che dia loro la forza di andare avanti e alla gente il piacere di godere dei pescherecci, perché è bello, purché non ci sia sporcizia, purché non ci sia disordine, perché sennò ovviamente tutto diventa diverso, diventa brutto. A proposito di finanziamenti, le chiedo questo, ovviamente ci sono dei finanziamenti approvati dal PNRR, parlava lei ora di questi fondi regionali, anche i privati, leggevo una cifra che non so se è veritiera, 1 miliardo di euro per riqualificare totalmente il porto, è vero? Si può arrivare a questa cifra così alta oppure è una stima, diciamo, è una sovrastima? No, allora quello che lei ha letto è il valore che noi abbiamo stimato per realizzare tutto il piano regolatore portuale, quindi non quello che stiamo facendo ora, lo sviluppo futuro, ed è realistico perché l'abbiamo stimato. Ovviamente è un grande numero, bisogna trovare le risorse si trovano ovviamente nelle casse pubbliche e nelle casse private. Poi chi si occuperà di questo, perché ci vorrà un po' di tempo, dovrà cercare le risorse in questo, quindi è assolutamente realistico. Noi abbiamo speso per il sistema portuale della Sicilia orientale, che riguarda non soltanto Catania ma riguarda Augusta, riguarda Pozzallo e Siracusa, abbiamo speso e stiamo spendendo una cifra in questi 3 anni vicina ai 600 milioni di euro, quindi sono numeri importanti, ma sono numeri che nei porti girano, perché purtroppo i porti sono così, purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista. Allora, faccio la domanda, so che è difficile rispondere, c'è una data dove lei spera di concludere i lavori? Ovviamente non a breve termine, ma a lungo termine. Non lo so, 2026 leggevo per il completamento di questi lavori, ma per tutto il porto c'è una data? Allora guardi, bene dice lei che nel 2026 sicuramente si completeranno tantissime di queste attività. Il piano regolatore e quindi tutte le previsioni di piano, il piano regolatore tipicamente ha una durata di 15 anni, non che poi scada, però è prassi che si progetti per un orizzonte temporale di 15 anni, quindi quelli sono gli anni che che l'autorità di sistema poi avrà a disposizione per realizzarlo, e naturalmente significa che progressivamente si vedranno i risultati. Personalmente non ci sarò, evidentemente, tra l'altro io scado molto prima, ma comunque pure se dovessi avere una proroga del mio incarico non arriverò comunque a vedere tutto, però credo che le cose che sono state fatte, se saranno condivise da chi mi seguirà e portate avanti, avranno questo orizzonte temporale sostanzialmente. Presidente, io la ringrazio, noi restituiamo la linea allo studio a Roberta, speriamo che questi lavori siano veloci e che il porto possa tornare a essere fruibile a tutti i catanesi e anche ai turisti. Roberta, Grazie davvero a Edo Sergi e grazie al presidente di Sarcina. E noi fra poco avremo un'altra pagina molto interessante a Buongiorno Sicilia, dunque andiamo adesso a sentire le previsioni del tempo e torniamo. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. In queste ore stanno facendo il loro ingresso correnti più fredde da nord-est che portano un aumento dell'instabilità su gran parte d'Italia, fenomeni soprattutto sul versante adriatico ed entro sera anche al sud. Coinvolta dunque anche la Sicilia, dove avremo un aumento delle nubi fin dal mattino, piogge, acquazzoni e temporali in transito su gran parte dell'isola, accompagnati da un rinforzo della ventilazione dai quadranti nord-occidentali. Le temperature caleranno, valori massimi non oltre i 26
e 27 gradi, salvo qualche punta superiore sul versante ionico e sul siracusano. Poi anche giovedì il tempo rimarrà piuttosto instabile, soprattutto sui versanti settentrionali avremo ancora pioggia, acquazzoni e temporali, con venti intensi da nord, mari dunque mossi o molto mossi e temperature in ulteriore diminuzione, valori che torneranno anche sotto le medie del periodo e ci rimarranno per tutto il fine settimana. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Siamo tornati a Buongiorno Sicilia dopo le previsioni del tempo. Ho un ospite in studio che saluto ed è Pietro Maugeri, che è presidente del Banco Alimentare di Sicilia. Da luglio diciamo fa parte anche del nazionale, quindi è vicepresidente nazionale, per cui ben trovato e grazie. Grazie a voi per l'invito. Allora, perché parliamo oggi di Banco Alimentare e perché parliamo oggi di quello che ormai conosciamo tutti come l'evento clou? No? La colletta alimentare. Ovviamente gli utenti arrivano, come dire, no, a conoscere bene la colletta perché la viviamo nei supermercati come desiderio di contribuire, ma ricordiamo che per voi è soltanto un evento, sì. Per voi il lavoro è tutto l'anno, no? Sì, anche perché la gente ha bisogno e mangia tutto l'anno, non soltanto una volta l'anno. E ovviamente il gesto di carità più partecipato in Italia, da tanti anni, oltre 155.000 volontari in tutta Italia accolgono gli avventori dei supermercati e l'anno scorso più di 5 milioni di avventori, di persone, hanno fatto la spesa e hanno donato un po' per il Banco Alimentare e quindi tutte le persone che vengono aiutate. Allora, diamo una data, Presidente. La data è legata al 15 novembre, quindi abbiamo tempo. Ma perché ne parliamo oggi proprio della colletta? Perché il Presidente viene qui a dire noi abbiamo bisogno di volontari che abbiano tempo da spendere, non tantissimo, ma un tempo utile, importante, per invitare, raccogliere, coordinare, invogliare in tutti i punti vendita della colletta alimentare. Mancano i volontari, che succede, Presidente? No, allora, i volontari per fortuna, per grazia di Dio ce ne sono, quindi io sono un volontario, tutti quelli del direttivo e tanti volontari, centinaia di volontari in Sicilia ci sono. Io dico che oggi fare i volontari è un gesto essenzialmente educativo, cioè rispetto alle brutture che vediamo da voi nelle varie trasmissioni, nei telegiornali, le guerre che sono vicino a casa nostra, eccetera. Oggi dedicare un po' del proprio tempo per chi in questo momento fa fatica, e ce ne sono tanti, il Banco Alimentare in questo momento aiuta in Italia oltre 1.700.000 persone in condizioni di disagio, in Sicilia il Banco Alimentare aiuta 280.000 siciliani in condizioni di difficoltà. Oggi dare del proprio tempo e aiutare chi fa fatica è un gesto eminentemente educativo, cioè la carità secondo me conquista. Oggi il tema nodale sia per chi fa fatica ma anche le persone che hanno diciamo, la roba per mangiare. Oggi il tema fondamentale a cui assistiamo, ma lo possono confermare tutti, è il tema della solitudine. La consegna del pacco, oltre all'aiuto materiale, dell'aiuto alimentare, fa nascere con le persone aiutate un'amicizia, un abbraccio, un bacio, un'accoglienza e oggi rispetto al tema appunto della solitudine, quello di accogliere l'altro in condizioni di disagio è un tema molto importante e anche in chi ne ha, chi come noi è più fortunato, come dico io spesso, secondo me questo è paradigmatico ed educativo. Ci sono tantissimi giovani che si fanno trascinare da questo moto. È la bellezza che conquista, non le storture a cui noi assistiamo. E io sono d'accordo, Presidente. D'altra parte lei è un esempio, no? Nel senso che lei dice io sono un volontario, lei sicuramente ha iniziato questo percorso da volontario semplice, via via si è innamorato ovviamente del progetto fino a diventare una persona che in questa situazione, no, ha messo radici per vedere, per creare bellezza. Sì, io ho conosciuto il Banco Alimentare per caso, più di 20 anni fa, ero un neolaureando in economia qui a Catania e ho fatto il servizio civile, perché non volevo fare, allora era obbligatorio il servizio militare, non l'ho voluto fare, e ho fatto il servizio civile, ho conosciuto per caso il Banco Alimentare, più di 20 anni fa, in quel momento stavo scrivendo la tesi di laurea, me ne sono letteralmente innamorato. Guardando a come veniva gestito il banco, i volontari che aiutavano, eccetera, me ne sono innamorato e da più di 20 anni ormai sono un felice volontario del banco. E questo
come ha trascinato me, trascina tutti. Tanti mi chiedono, ma tu hai una vita impegnata lavorativamente, oltre a quella del banco, chi te lo fa fare? No? Chi te lo fa fare? Io lo faccio innanzitutto per i miei figli. Ho 3 figli ormai in età di adolescenza, sappiamo benissimo l'adolescenza cosa comporta. Ecco, bisogna far vedere ai giovani papà o la mamma per cosa danno il proprio tempo, per cosa spendono i soldi, per cosa... no? Grande esempio. Sembrano concetti banali, ma in un mondo che va a 1000 all'ora e che propugna modelli a volte un po' particolari, l'esempio secondo me oggi vale più di 1000 parole, anche perché, diciamocelo chiaro, i giovani oggi di parole, di discorsi, diciamo non li accettano, vogliono vedere fatti. Senta, come accedere? Come diventare volontari? Lei è qui a dire siamo pronti ad accogliere delle candidature da volontari per la colletta giovani, alimentare. Meno giovani, tutti. Cosa devono fare le persone che in questo momento ci seguono? Basta andare sul sito del Banca Alimentare, bancaalimentare.it, poi c'è la sezione Banca Alimentare Sicilia, ODV, e lì c'è proprio il form dove potersi iscrivere, c'è tutta l'attività che facciamo, è molto anche per andarsi a informare quello che facciamo, eccetera, eccetera. E senta, mi racconti quella giornata, anche proprio per, come dire, quasi invogliare, far rivivere, no? I momenti salienti di questa giornata del dono e poi anche della preparazione per la consegna, no? Sì. Che cosa si vive in quelle ore? Innanzitutto bisogna arrivare ben riposati perché è una giornata lunga. Gli avventori dei supermercati si trovano davanti un muro bellissimo e coloratissimo arancione, che sono tutti questi volontari con le casacche arancioni, dove vengono invitati a fare un po' della spesa che fanno, ovviamente roba non a scadenza ma a lunga conservazione, non da frigo eccetera, perché se no non riusciamo a garantire la cosiddetta catena del freddo. E poi tutta la roba che viene raccolta viene presa da trasportatori anche loro volontari, che quindi mettono in piedi attraverso i mezzi le raccolte, e poi vengono portati nei magazzini del Banca Alimentare. Il Banca Alimentare ha un magazzino importante dentro il MAS di Catania, zona industriale di Catania, e nei altri magazzini periferici in tutta la Sicilia, quindi a Messina, a Siracusa, a Caltanissetta, eccetera. E questo è un gesto di carità. La sera, quando arrivano tutti i furgoni a scaricare, invito tutti a venire perché è uno spettacolo. Gioia assoluta. Gioia e carità allo stato puro. Ecco, poi come avviene invece la distribuzione, Presidente? A chi vanno tutti questi beni? Il banco ha in questo momento in Sicilia più di 700 enti convenzionati, sia enti religiosi sia enti non religiosi. È importante che non siano enti a scopo di lucro, quindi sono organizzazioni di volontariato, Onlus, eccetera, parrocchie, eccetera. Quindi vengono distribuiti a loro e il banco è un ente di secondo livello, non abbiamo il contatto diretto con chi aiutiamo, ma attraverso le strutture caritative a sua volta questi arrivano praticamente entro Natale, si fa fuori tutto, cioè viene distribuito tutto quanto e sostanzialmente i numeri che dicevo prima, 280.000 siciliani in condizioni di difficoltà verranno aiutati grazie anche all'aiuto della colletta. Senta, la generosità del catanese, del siciliano è cresciuta nel tempo? Siamo generosi? Sì. Anche se le condizioni economiche non permettono tanto, si dice tanto della Sicilia, tante stime eccetera eccetera, devo dire che i siciliani sono un popolo molto generoso. Nel periodo del Covid, nel 2020, è stato eccezionale, quando avevamo il magazzino del banco sono 2000 metri quadrati di magazzino, non è piccolo, avevamo il magazzino completamente vuoto, grazie alla generosità dei siciliani e delle aziende anche donatrici, siamo riusciti a distribuire tantissimo cibo in condizioni quando tutto era chiuso. Allora, Presidente, abbiamo quasi esaurito il nostro tempo a disposizione. Noi seguiremo, come facciamo da sempre, no? Quella giornata straordinaria. Faccia lei il suo appello alle persone che ci seguono perché si coinvolgano, perché si sentano parte di un progetto per quella giornata importante. L'appello è: la colletta è una festa. Il banco è la promozione di questa festa, per cui veniteci a trovare, venite a fare i volontari perché è una cosa bella che conquista tutti, io per primo. Allora, sito del Banco Alimentare, bancaalimentare.it, sezione Sicilia ODV e vi divertite. Bene, allora, grazie Presidente, grazie ci rivediamo a voi, naturalmente. Sempre. Noi ci fermiamo. E veniteci a trovare. Assolutamente sì, verremo.
ci fermiamo, una pausa e poi andiamo dritti dritti a Messina per sognare insieme ai bambini. A tra poco. Buongiorno Sicilia e buongiorno al collega Francesco Triolo che è collegato da una casa speciale, la Casa delle Emozioni. È un nome bellissimo, ci dici tu perché? A te la linea. È un nome bellissimo, buongiorno Roberta, buongiorno a tutti, dalla Casa delle Emozioni, che è una nuova struttura inaugurata appena un paio di giorni fa. La vedete vuota, ma presto sarà piena di tanti bambini, in compagnia di Asquini, che è la presidente della Messina Social City, che ha ideato questa struttura, ed è una casa che adesso vi faremo vedere, andremo a fare una passeggiata tutti insieme, ma che ha un duplice obiettivo e una duplice funzione. Allora, Valeria Asquini, questa è una casa che avete immaginato per i bambini, ma poi a un certo punto avete detto ma quasi quasi la apriamo anche agli adulti, perché c'è bisogno di emozioni anche negli adulti. Sì, assolutamente, buongiorno a tutti. È una casa delle emozioni che di mattina è rivolta ai bambini dai 18 ai 36 mesi come servizio integrativo all'infanzia e che di pomeriggio un po' si trasforma in una sorta di casa libreria delle emozioni per essere uno spazio per tutta la cittadinanza, dove poter venire ad avere un punto per leggere, per studiare, per lavorare, ma anche per condividere spazi emozionanti ed emozionali con i propri figli. Robby, se ti facciamo vedere un po' come è stata strutturata, perché ci sono varie stanze. Allora ti facciamo fare questa passeggiata insieme ai nostri telespettatori. Questa è la stanza dedicata ai bambini in pieno stile di film di animazione, e poi vieni Valeria, guardiamo da questo lato, c'è un palco dove i ragazzi si potranno esibire. Questa è l'area dedicata ai bambini. Sì, ai bambini, ripeto, di 18-36 mesi, tutto focalizzato sull'importanza di imparare a riconoscere e quindi poi anche a gestire le emozioni, per cui da un lato manifesta le tue emozioni e dall'altro lato allena le tue emozioni con tutta una serie di attrezzature che hanno a che fare con la possibilità di vivere anche lo sport. Guarda, Robby, nel quarto d'ora di attesa del collegamento sono già entrate un paio di persone qui a chiedere informazioni, perché è importante uno spazio. Allora, Francesco, abbiamo qualche difficoltà ad ascoltarti, magari se ti sposti nel luogo dal quale hai cominciato il collegamento, che era un attimo più stabile. Non so se Francesco mi sente, e allora sistemiamo un po' la posizione di Francesco e della presidente di questo luogo molto bello, ovviamente creato a Messina, che è stato giustamente salutato come una novità proprio per la metodologia, per il modo in cui si approccia ovviamente al bambino. Francesco, vediamo un po' se riusciamo. Ora dovresti sentirmi meglio. Sì, Francesco, ti sento. Ecco, Vai. ti dicevo, in questo invece è lo spazio che verrà aperto di pomeriggio, dedicato agli adulti, con una particolarità. Ci saranno tanti incontri con artisti, con fumettisti, con tutta gente che può dare qualcosa a livello emozionale. Sì, assolutamente. Questo spazio dedicato alla comunità sarà arricchito dalle competenze degli artisti della città, che hanno ormai anche un successo a livello nazionale e internazionale, e che faranno degli incontri e dei laboratori aperti al pubblico, ovviamente in maniera gratuita, e ai quali la città potrà rispondere, proprio per suscitare le emozioni ma anche la creatività, e fare in modo di dare l'opportunità di sperimentare e di sperimentarsi. Ci sono anche libri, delle librerie assortite in maniera tale che chiunque volesse venire qui anche per trascorrere mezz'ora può trovare un libro da leggere.
Sì, il focus è proprio una sorta di libreria emotiva dove ascoltarsi, mettersi alla prova e dedicarsi uno spazio di comunità comunque insieme anche ad artisti della città. Francesco, Robby, Roberta. posso fare insomma un complimento ma che è anche un'osservazione, no, alla Presidente. Io dico che è molto bella questa cosa, Presidente, dell'idea di coniugare nel pomeriggio come dire, le attività tra genitori e figli, tra grandi e piccini. È un po', se mi posso permettere, un modo per insegnare a tutti noi genitori a, come dire, ad avvicinarci a una modalità di insegnamento, tra virgolette, e di capacità di utilizzare il tempo per i nostri bambini, no? Per carità, non tanti saranno bravissimi, ma in molti magari tieni il giocattolo e finisce lì. Sì. Qua Roberta, lo smartphone o il tablet è bandito. Ecco, Sì, vedi? nel senso che abbiamo proprio fatto questa scelta con l'amministrazione già in una villa comunale dove c'è uno spazio che si chiama Esisto, no? E sto nella mia città, dove non c'è la delega, ma c'è la possibilità di vivere uno spazio e delle attività insieme tra bambini e famiglie. Quindi l'abbiamo sperimentato, ha avuto grandissimo successo e questa è un po' un'evoluzione dove stare insieme, trascorrere un tempo di qualità. È nato dall'idea di una mamma, è nato dalla sua idea questa iniziativa? Decisamente sì, è nato dall'idea di Valeria Squilli. Di una mamma, di una psicologa, insomma, vabbè. Sì, è nato dalla volontà di essere anche dall'ascolto del territorio, perché comunque c'è una grande partecipazione dei cittadini, tantissimi suggerimenti che cerchiamo di ascoltare e di portare avanti. Allora, quanti sono i bambini che potranno essere ospitati nel vostro luogo delle emozioni? Allora, inizialmente saranno 25 di mattina, è partito il bando, quindi a brevissimo, fra una settimana magari questo spazio sarà di bambini, mentre per il pomeriggio non c'è una capienza massima. No, il pomeriggio, anche se prevede una grandissima partecipazione, quindi studieremo una formula che anche di pressione, è uno spazio aperto di pomeriggio e quindi a qualunque ora. Sabato lavoro proprio quella di uno spazio mentre di mattina i posti sono 25, si aggiungono e diventano così 135 i posti per i servizi integrativi all'infanzia. Consideriamo che siamo partiti da 3 asili nido, oggi ci sono 6 asili nido e 6 servizi integrativi all'infanzia, quindi i posti sono nettamente aumentati. Abbiamo ancora tanto da fare, c'è tanto da lavorare, quindi siamo convinti che offrire questo servizio, anche quello dell'asilo nido, sia veramente fondamentale per conciliare i tempi vita-lavoro, ma anche per essere di supporto ai genitori. Allora, chiudiamo quasi soltanto con un cenno, Francesco, perché tu hai, come dire, raccontato, no, questa apertura come un fatto importante nella città di Messina, forse perché di strutture come queste ce ne vorrebbero parecchie altre? C'è un po' una carenza? Ma guarda Roberta, parliamo sempre di questo utilizzo smodato dei ragazzi, degli smartphone, dei tablet, dei pochi spazi di aggregazione che ci sono non solo a Messina ma in tutte le città, a creare l'offerta, creare alla domanda. Secondo me creare l'offerta aumenta la domanda e quindi i ragazzi potranno così sanno che hanno un posto dove poter incontrarsi, dove giocare a dama, dove giocare a scacchi. Qui ci sono anche i giochi di società, anche voglio dire, l'aggancio con l'adolescente è fondamentale, quindi abbiamo dedicato questa parte anche ai fumetti. C'è un fumettista, diciamo, di Messina che è di spessore ormai di rilevanza internazionale, che è Lelio Bonaccorso, il quale abbiamo chiesto e con grande partecipazione sta partecipando, farà proprio dei laboratori di fumetto, che è un aspetto che riesce un po' ad agganciare tantissimi giovani. Questo è uno spazio di pomeriggio, vuole essere uno spazio per le famiglie ma soprattutto per i giovani della città, che così potranno sviluppare le loro passioni senza attività che implichino il coinvolgimento nel rischio, per cui è una grande volontà questa, speriamo di raggiungere l'obiettivo
l'obiettivo. Grazie, grazie naturalmente Presidente. Francesco, grazie, Grazie a voi. buone emozioni nella casa appunto delle emozioni di Messina, poi insomma Francesco ci racconterà come va questa bellissima avventura. A proposito di emozioni, guardare le stelle è super emozionante, noi lo facciamo adesso. Eccoci pronti a guardare le stelle e come potremmo farlo senza Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno, bentrovati. Come stai Marco? Tutto bene? Oggi un po' di pioggia qua a Sì? Palermo e va via la luce in continuazione, quindi se rimanga al buio non è magia. Ah, noi speriamo che tu non rimanga al buio perché è molto importante per i prossimi minuti che tu stia con noi. Come sempre il tuo focus su personaggi. Oggi di chi parliamo Marco? Parliamo di un'attrice che mi piace tantissimo, che ho seguito tanto negli anni, che è Nicole Kidman. Parliamo di Nicole Kidman e del suo ormai ex marito, che è Kate Urban, musicista neozelandese naturalizzato australiano. Ebbene, la coppia è stata una delle più glamour di tutta Hollywood e ha fatto molto parlare di sé, un amore patinato, un amore romantico da favola sicuramente, ma che giunge evidentemente al suo capolinea dopo 19 anni. Ho voluto scrutare un po' le stelle per capire perché o come una coppia così bella finisce. A volte finisce perché finisce e basta, però proviamo a dare uno sguardo zodiacale. La Kidman ai gemelli e come tutti i gemelli ha subito l'ingresso di Urano. Urano è il pianeta dei cambiamenti, fortissimo, e per 7 anni, sarà molto diversa la sua vita. Mentre invece Scorpione, il suo ex marito, e l'entrata di Marte può indicare un po' il subire tutta una serie di semplicemente questi segni zodiacali hanno avuto un'evoluzione fortissima, i gemelli, che ha cambiato radicalmente la loro vita. Lo Scorpione un po' ha subito tutta una serie di cambiamenti. Torniamo invece ai giorni nostri, alla Luna in Capricorno di oggi, che fa un po' di baruffa con Giove e con Mercurio, coinvolgendo i dialoghi in una maniera un po' bellicosa e poco armonica, un po' anche la situazione globale di queste frasi così che sembrano minacciose, si parla un po' distonicamente, quindi Ariete in genere non è il più bravo, quindi oggi state un po' zitti. Toro invece riuscirà a captare meglio le emozioni. I gemelli appunto subiscono dei cambiamenti molto forti, ma oggi in particolare non vogliono sentirne dei soliti problemi, fuggiranno. Cancro, Luna in opposizione, quando questo accade è sempre un po' complicato per voi, la Luna è il vostro astro, per cui cercate di ribilanciare le ambizioni e i sogni. Leone, per voi invece la situazione planetaria potrebbe essere un pochino più fluida oggi, vi sentite più padroni della situazione, soprattutto al lavoro. In amore un po' di noia. Vergine, per voi Venere invece fa un bellissimo gioco di trigono con la Luna in Capricorno, tutto di terra e tutto fortemente concreto in amore. Bilancia, per voi invece occorre sistemare alcune cose importanti, per cui è utile parlarne con persone competenti. Scorpione, Marte ancora imperante da voi fa botte con Plutone e quindi vincita alla creatività. Sagittario, un po' di fuga per voi, un po' di instabilità. Oggi siete particolarmente distratti e incostanti. Capricorno, una delle zone più sensibili zodiacalmente oggi, proprio perché la Luna oggi dal Capricorno con Giove vuole spingere su ambizioni e allo stesso tempo vuole mantenere le posizioni, un po' complicato da realizzare. Acquario, per voi invece una percettività, un'intuizione geniale, mentre invece i pesci oggi assorbono un po' meglio le critiche e sono più empatici con gli altri. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Roberta e buongiorno Sicilia. Ciao Marco, non è andata via la luce, siamo contentissimi. Ritroveremo Marco domani e ritrovo Lorena che, come dire, vi racconta la sua suggestione di oggi leggendo i giornali. Che
Che cosa? Sì, è una curiosità che fa pensare tutti quelli, mi ci metto anche io, che insomma impreghiamo quando troviamo l'ascensore guasto. Pensate, c'è un siciliano di 77 anni che scalerà l'Empire State Building. L'impresa è fissata per l'8 ottobre in omaggio al torminese Cico Cimone, lo conosciamo tutti. Lui si chiama Salvatore Ferrara, è chiamato il maratoneta ecologico per i suoi interventi di pulizia soprattutto nelle spiagge della zona di Taormina, e si sta allenando per partecipare appunto all'Empire State Building Run Up, la più famosa corsa di torri al mondo. Che cosa consiste questa scalata? Loro dovranno superare 86 rampe, pensate, fatte di 1576 gradini. Pensiamo a noi quando dobbiamo arrivare al terzo piano, già abbiamo il fiatone, e lo fa per ricordare Cico, l'atleta torminese che fino a 94 anni, quindi pensate un traguardo ancora ulteriore, è riuscito a superare il difficile percorso, e quest'anno si compiono i 20 anni dalla sua scomparsa, e quindi tanti auguri a Salvatore Ferrara. Con me chiamarlo vecchietto è proprio fuori luogo. Un'invidia pazzesca, devo dire la verità. Grazie Lorena, siamo arrivati al termine di questa puntata di Buongiorno Sicilia, grazie per averci seguito. Naturalmente Buongiorno Sicilia ritorna domattina con Angelo Gagliano, io vi auguro una buona giornata.